Sull'isola di Skelling, uno spigoloso scoglio alto una sessantina di metri, a 16 chilometri dalla costa irlandese, nel 500 d.C. si isolarono monaci dotati di una forza straordinaria. Il solo salire la scalinata rocciosa richiede muscoli e polmoni esercitati. Isolata, impervia, spaventosa, ideale per girare il film Star Wars, il risveglio della forza. I monaci vivevano in celle di sasso. La statua che vediamo è invece una croce celtica e le celle erano chiamate clochant. Conici, in pietra a secco, i trulli erano, a sud, l'abitazione di apicultori e pastori nella valle d'Itria, in Puglia. Questi e le casupole sono patrimonio dell'umanità sotto la tutela dell'UNESCO. In Puglia torneremo in questo viaggio tra leggenda e storia. Clochant, dicevamo. L'analogia fonetica con clochard è forte. Deriva dal latino volgare, clopiccare, zoppicare, proprio degli storpi, per lo più persone isolate e vagabonde, senza tetto. Torniamo agli igloo. Come ci arrivarono e perché? Le scorribande vichinghe furono probabilmente la causa che indusse un pugno di arditi a vivere nel regno delle sule, uccelli marini, abili pescatori. I monaci abbandonarono l'isola nel XII secolo. Tuttavia, leggenda vuole che uno scontro celeste avvenne fra mare e cielo. Vinse San Pancrazio, patrono d'Irlanda, con l'aiuto della spada affilata dell'arcangelo Michele, cui l'isola fu dedicata. A 300 metri dalla estremità occidentale della Cornovaglia sorge un'isola tidale che, a seconda delle maree, tides, è collegata o separata, in questo caso, dall'Inghilterra. Un'altra isola che talora per incontinenza si crede continente. Resta ben poco dell'antico alloggio, tormentato da terremoti, inondazioni e guerre. Il castello, oggi museo, ha una cappella del XV secolo ed un cimitero. Furono i benedettini, provenienti da Mont Saint-Michel, in Francia, ad abitare la granitica isola dopo aver avuto la visione di San Michele nella baia di Mons Bay, ossia Baia del Monte. Forse ebbero chiara la somiglianza con il tempio da cui provenivano e la nostalgia li indusse a replicare. Invero, sono ingrate le condizioni atmosferiche e con il passar del tempo la fede esiliò, lasciando le pietre al museo ed alla fantasia dei pittori. In Bretagna, alle foci di un fiume, su un'isoletta tidale, fu costruito un santuario dedicato a San Michele, da invocare in caso di pericolo per causa di mare. Oggi l'UNESCO lo protegge, ma
oltre 3 milioni di turisti ogni anno li invadono. Fu sede di tribù antiche che l'utilizzarono per i culti druidi. I romani la collegarono alla via armonica e la battezzarono Mont Baleno. Nel IV secolo i cristiani costruirono un oratorio dedicato a Santo Stefano, cui ne seguì un secondo per San Sinforiano, martire gallico. Secondo la leggenda, Michele apparve nel 709 al vescovo Auberto che, ignorando l'invito dell'arcangelo, finì con il cranio trafitto dal tocco del suo dito, probabilmente dalla spada. Grazie alla sua ingratitudine venne fatto santo e il cranio è conservato nella cattedrale di Santi Gervasio e Protasio a Avranches ad imperitura memoria dei diffidenti. Prontamente il successore mutò la denominazione in Mont Saint-Michel, en péril de la mer, ossia a San Michele in caso di pericolo per causa di mare. E dal X secolo il villaggio divenne cittadina, fortificata da mura. L'isola acquistò valore strategico militare e l'abbazia benedettina divenne un luogo di culto diffuso in tutta Europa. Lo stile della basilica, costruita in uno spazio angusto, è una sintesi esemplare. Infatti, contiene lo stile carolingio, il romanico, il gotico, fino al flamboyant. La statua di San Michele svetta a 170 metri sul livello del mare, in cima alla guglia più alta. La Sacra di San Michele in Val di Susa, che ispirò Umberto Eco per il libro Il nome della rosa, è il monumento religioso simbolo del Piemonte. Il culto dell'Arcangelo nel Vangelo di Giovanni, l'Apocalisse, è definito il principe degli angeli fedeli, guerriero contro Satana e tutti gli altri angeli ribelli. Dalla Palestina approderà al Gargano, come diremo. Fece tappa in Val di Susa per salire su fino in Islanda, come abbiamo detto. Attorno al V secolo, su uno sperone roccioso del monte Pirchiriano, mette radici ed attorno all'anno 1000 i monaci guerrieri dominano il passaggio tra Francia e Italia ed i mercanti pagano dazio. La potenza del monastero crebbe e da cella divenne torre, abbazia e monastero. Leggenda vuole che San Giovanni Vincenzo, volendo costruire un'abbazia sul monte Caprasio, si stupisse nel veder sparire le pietre che aveva con fatica portato nel giorno. Una notte vegliò e scoprì l'arcano. Angeli le trasportavano sul monte Pirchiriano, ove prontamente si trasferì. Storia vuole che fu il vescovo di Torino, Anuncone, a decidere di dedicare a San Michele il tempio, sullo sperone alto 962 metri, poi utilizzato da San Giovanni Vincenzo, vescovo di Ravenna, quale romitorio per una vita
eremitica. Raggiunto da Ugo di Monvoisier, ricco, nobile ed intraprendente, questi finanziò l'edificazione del monastero, mettendo a capo l'abate Adverso, uomo di grandi relazioni, ed imperatori, re, duchi, marchesi, prelati fecero a gara nell'offrire rendite. Al monastero si aggiunse una nuova chiesa, la foresteria e la biblioteca, nonché la torre dell'Alda. Nome curioso come la sua origine. Pare che una giovane, inseguita da soldati per scopi infami, si fosse gettata dalla torre, rimanendo tuttavia illesa. Ripeté il gesto per scommessa, ma l'avidità le fu fatale e si sfracellò. Sotto la Sacra passava la via Francigena e la sua fortuna durò fino al XIV secolo, poi declinò, fu abbandonata e solo nell'Ottocento recuperata e ristrutturata. Lo stile è a fortezza, con archi rampanti a sostegno di mura romane ed archi a tutto sesto. La forza del luogo, tuttavia, è invisibile. Per esperienza personale, visitandola, più precisamente scendendo le scale della cripta, uno stordimento mi invase. Non era paura né fatica, una vertigine piuttosto. Corsi all'aperto e scesi finché le viscere si acquietarono. Una simile emozione visse una persona cara che spiegò con l'energia della terra che in certi luoghi riesce misteriosamente a raggiungere l'uomo, ricordandogli la sua origine. Tra il V ed il VI secolo fatti miracolosi accaddero sul monte Sant'Angelo, narrati nel Liber de Apparizione secondo Paolo Diacono. Nella sua Historia Longobardarum, il monastero era meta ambita dei bizantini, attirati dai tesori che custodiva. Detto monte fu dedicato all'Arcangelo San Michele. Una grotta fu scelta come luogo di pellegrinaggio, ove papi, quali Gelasio I, Leone IX, fino a Giovanni Paolo II, e poi sovrani, Ludovico II, Ottone III, Carlo d'Angiò, Matilde di Canossa, e anche santi, quali Francesco d'Assisi, Brigida di Svezia, Bernardo di Chiaravalle, andarono. Si accede alla basilica attraverso un portale romanico. La chiesa è distinta in due parti, una costruita, l'altra è una spelonca naturale nella roccia calcarea. Superata la parte in muratura, si apre uno spettacolo imprevedibile, una caverna dalla forma irregolare, in fondo alla quale si intravede la statua di San Michele. Nel 1507 alla statua diedero sembianze di guerriero. Coeva è la statua di San Sebastiano a cui i devoti si rivolgevano implorando la protezione dalla peste che in quegli anni era assai diffusa.
e frequente. L'altare della Madonna del Perpetuo Soccorso è il più antico della Chiesa. La statua è nota come Madonna di Costantinopoli. Un altorilievo rappresenta la Trinità, mentre San Matteo è scolpito in basso rilievo. Nel pozzetto un San Michele in pietra del XV secolo ed in fondo troviamo il trono reale con 2 baldacchini rispettivamente per Cristo e San Pietro. Tuttavia, l'ambiente più suggestivo, ricco di fascino e di mistero, è la cripta, risalente all'epoca longobarda. Vi si trova, oltre ad iscrizioni, un affresco che gli storici fanno risalire alla fine del primo millennio. L'assetto attuale, tuttavia, è attribuibile agli Angioini. Qualcuno si chiederà: ma questa storia fin dove arriverà? In Grecia, intanto, sull'isola Simi e poi in Israele, al monastero del Monte Carmelo. Perché? Per rigore lineare. 7 santuari dedicati a San Michele si susseguono lungo una linea che collega l'isola islandese alla Palestina. Luoghi legati da un segno invisibile ed inspiegabile. La casualità è sospetta. Non osiamo scomodare l'architetto divino. Preferiamo ipotizzare che la Terra abbia fatto capolino sulla crosta terrestre esibendo conoscenze geometriche in modo sorprendente. La linea. Seguiamo questa insolita traccia e scendiamo nel monastero sull'isola del Dodecanneso, in una stupenda insenatura in prossimità della Turchia, dal XII secolo meta di pellegrinaggio di tutte le popolazioni dell'Egeo. Leggenda vuole che dormendo sull'isola per la prima volta, l'arcangelo apparve in sogno ed al mattino ci sarà un pope ortodosso capace di spiegare l'invito celeste. E questo vale per qualsiasi pellegrino che dovesse sbarcare su quest'isola felice. Nella Chiesa ortodossa è conservata un'imponente icona dell'arcangelo. Ora, però, un po' di storia. Dopo la distruzione di Konae in Turchia, la comunità cristiana si trasferì nell'isola. Il culto di San Michele in questo lembo d'Oriente è partito diffondendosi verso Occidente, approdando prima in Gargano e poi risalendo, come abbiamo detto. Torniamo all'icona, del tutto singolare, ma diffusa nell'Egeo. Michele impugna la spada con la destra, con la sinistra regge l'animula di un defunto strappato alle fauci di Satana ai suoi piedi. Ma, come gli altri, è il luogo che affascina. La baia, la costa turca a portata di nuotata, l'ansa granitica alle spalle, l'accesso al tempio, che è di un barocco estemporaneo, ignoriamolo, e la corte interna, che
esprime la sobrietà mediterranea e ci conforterà. Monte Carmelo è la tappa, o meglio l'origine di questo enigma storico-geografico, ove la suggestione e il mistero ne pervadono il percorso. Monte Carmelo, sacro alle 3 religioni monoteiste, è un crocevia della storia dell'umanità. Scheletri dell'uomo di Cro-Magnon sono stati rinvenuti nelle caverne calcaree e Pitagora qui sostò viaggiando verso l'Egitto. Elia, il profeta, trovò tra queste grotte il suo eremitaggio. E i drusi, fuggiti dal Libano, vi si rifugiarono dopo che i templari tedeschi ai piedi del monte costruirono un loro buon ritiro. Siamo arrivati alla partenza, dove il sacrificio di un uomo giusto iniziò la storia moderna. Possiamo posare la penna.